Presidente Carraro, qual è lo stato delle aziende italiane prevalentemente medio-piccole di fronte alla situazione attuale del Covid e del lockdown 2? Quali le sue conseguenze sull'economia? C'è un rischio concreto di collasso del sistema veneto, visto che è composto anche da medio-piccole aziende e di conseguenza anche di quello bancario, dando per scontato che le banche stiano supportando le aziende. Cosa ne pensa? Penso che siamo di fronte a scelte molto, molto difficili. C'è il problema del collasso dell'economia del Veneto, ma c'è anche il problema del collasso dei nostri ospedali. Quindi dobbiamo riuscire a percorrere questi due binari separati. Io dico sempre, prima c'è la salute dei nostri lavoratori, la salute dei nostri Sì, concittadini, ma c'è lo sviluppo dell'economia, perché tutti i sussidi, tutta la sanità la paghiamo con il PIL che producono le nostre aziende. sì. Bene, infatti devo dire che si è arrivati comunque ad un lockdown più mite, ad un lockdown leggero che lascia produrre Le le attività aziende. aperte, sì. Le attività aperte fu un vero dramma per Sì. molti ad aprile dello scorso anno. Guardi, le cose erano ripartite, c'era stato un rimbalzo, soprattutto le aziende esportatrici e in alcuni settori, la meccanica, il legno arredo, erano ripartite, mentre alcuni settori erano rimasti veramente al paletto. La moda, che in Veneto è molto Sì. importante, è ferma, e non parliamo per il turismo, che Turismo, ricordo sempre, ristorazione. in Veneto turismo vuol dire 70 milioni di presenze all'anno e 19 miliardi di fatturato. Con tutto Oggi, l'indotto attorno, poi quindi una con quantità tutto di... l'indotto attorno, perché il turista, non c'è solo l'attività turistica, ma c'è anche alle spalle un'attività Sì, sì, sì. industriale, ci sono le lavanderie industriali, chi Ma producono anche solo gli idraulici, restauri di tutto tutto, quanta. qualsiasi cosa. È una cosa incredibile. Su questo qui, io che non sono mai, generoso nei confronti del nostro governo, devo dire che in questo specifico, ahimè, non ci troviamo come, cioè ci troviamo in buona compagnia, perché la Francia, l'Inghilterra, gli Stati Sì. Uniti, è un po' tutto il mondo che ha sottovalutato quello che sapevamo, perché ci avevano detto a maggio: guardate che dovete stare attenti, dovete prepararvi, e ancora una volta ci siamo illusi e ci siamo fatti trovare impreparati. Purtroppo, sì, è vero.